Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il Bambin Gesù lascia Taormina. Dopo 16 anni la Regione ha comunicato formalmente di non rinnovare la convenzione con il Polo d'Eccellenza di Chirurgia Pediatrica. A Catania arrestati per bancarotta fraudolenta 2 imprenditori cinesi e 2 commercialisti etnei. Sequestrate 4 società e beni per 6 milioni di euro. Spettacolare inseguimento tra le vie del quartiere San Cristoforo a Catania. 2 pregiudicati tentano la fuga dopo aver forzato un posto di blocco. A Drano, maxi sequestro di armi, trovati fucili, pistole e munizioni. A Gela, ancora una rapina con spaccata, la terza nelle ultime 24 ore, svaligiata nella notte una trattoria nel cuore del centro storico. La nuova giunta Schifani, subito al lavoro. Hanno giurato all'ARS i 3 nuovi assessori regionali dopo il rimpastino chiesto dai partiti della maggioranza di centrodestra. Diventare madre è ancora una sfida. Nel nuovo rapporto di Save the Children, tra lavoro che scarseggia, servizi carenti e rinunce, le siciliane sono le più penalizzate. Calcio, l'Inter Under 23 testerà domani a Veronello le ambizioni del Catania in vista dei playoff in cui Toscano conterà su Ciccerelli, sempre più centrale negli schemi offensivi rossoazzurri. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con una notizia che è arrivata nelle ultime ore. Dopo l'annuncio del San Donato di Milano che lascerà la cardiochirurgia di Palermo, arriva oggi quello del Bambin Gesù che non rinnoverà la convenzione con il CCPM di Taormina. Futuro a rischio anche per i lavoratori, protestano i genitori dei piccoli pazienti. Il servizio di Francesco Triolo. Il Bambin Gesù di Roma non rinnoverà la convenzione con la Regione Sicilia per il reparto di eccellenza di cardiochirurgia pediatrica del CCPM di Taormina. Lo ha comunicato la direzione alla stessa Regione siciliana. Terminerà così il 30 giugno una gestione partita nel 2010. Il personale di Taormina potrebbe essere spostato a Catania, al Policlinico Rodolico San Marco, già individuato nei mesi scorsi dalla Regione per ottemperare alle richieste del Ministero della Salute sul mantenimento della struttura di Taormina in deroga al decreto Balduzzi. Preoccupati ma anche arrabbiati i rappresentanti del Comitato dei Genitori dei Piccoli Pazienti. Per noi desta allarme per il futuro e la continuità assistenziale dei nostri piccoli pazienti e le famiglie. Abbiamo bisogno delle risposte affinché tutto ciò tuteli i nostri figli. Noi crediamo che il Bambin Gesù non deve andare via, che questa collaborazione deve continuare e per questo chiediamo alla Regione delle risposte concrete. È impensabile credere che dopo 16 anni di collaborazione tra il Bambino Gesù e la cardiochirurgia pediatrica ci possa essere un'interruzione. Abbiamo bisogno di risposte certe. No, a noi non basta avere semplicemente reparto aperto, a noi serve l'eccellenza del Bambin Gesù e serve pure il reparto, perché è inutile tenere il reparto aperto se poi diventa un ambulatorio. Dure prese di posizione sono arrivate anche dall'onorevole Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, secondo il quale hanno distrutto un'eccellenza di livello mondiale che andava salvaguardata a tutti i costi. È la peggiore soluzione in assoluto che il governo regionale potesse trovare, ha detto la senatrice Italia Viva Daphne Musolino. Tutto questo dopo l'annuncio che anche il San Donato di Milano non proseguirà la collaborazione con l'ospedale civico di Palermo e la nuova cardiochirurgia all'ospedale Cervello è ancora in fase di realizzazione. Adesso la cronaca. A Catania è stata scoperta la frode delle scatole cinesi, finte società per eludere il fisco. Arrestati per bancarotta fraudolenta 2 imprenditori cinesi e 2 commercialisti catanesi. Sequestrate 4 società e beni per 6 milioni di euro. Il servizio di Giusy Lazzara. A Catania società che cedevano rami d'azienda per crearne nuove ed eludere il fisco. Messo in piedi un sistema di scatole vuote gestito da imprenditori cinesi con la complicità di 2 commercialisti. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura, ha fatto scattare le misure cautelari per 4 persone indagate per bancarotta fraudolenta, mancato pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Sequestrate 4 attività commerciali e beni per 6 milioni di euro. Secondo gli investigatori, i 2 imprenditori
imprenditori cinesi Fan Lin, Chunuan e Chen potevano contare sul commercialista catanese Natale Strano del figlio Salvatore. I 4 avevano fatto chiudere l'attività di 2 imprese indebitate per 10 milioni di euro, la Oriente World SRL e la ditta individuale Chen Chua, a Mister Bianco e Catania, leader nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e prodotti di ogni genere. Lo svuotamento, contesta la Procura di Catania, era avvenuto a favore di altre realtà aziendali costituite per proseguire l'attività commerciale senza dover adempiere alle obbligazioni fiscali maturate. Secondo gli investigatori, questi passaggi illeciti andavano avanti da anni. E sempre a Catania, spettacolare inseguimento in stile americano con un elicottero della polizia a caccia di 2 motociclisti in fuga senza targa che sono stati poi arrestati. Il servizio. A Catania in 2 sfrecciavano in sella alla loro moto da enduro senza targa, non si fermano all'alt della polizia vicino al faro Biscari e fuggono. Da qui è iniziato un inseguimento in stile americano con un elicottero della polizia, come si vede nelle immagini, che seguiva i 2 a tutta velocità per le stradine del centro storico. Nonostante le sirene spiegate e i lampeggianti accesi delle auto della polizia, i 2 hanno continuato la loro corsa nel fuggi-fuggi dei passanti che scappavano per mettersi in salvo. Poi si erano anche divisi, uno diretto in via della Concordia e l'altro in via della Scabrosa. Da terra, alla fine, seguendo le indicazioni dall'alto, la polizia ha fermato a San Cristoforo i 2 pregiudicati arrestati per fuga pericolosa. Il Dio 5 e il Dio 2 avete ricevuto? La fase finale della loro cattura è stata anche ostacolata da alcuni residenti del quartiere che si erano messi davanti ai poliziotti a piedi. L'altro uno confermo, tutto in sicurezza al momento. Ai 2 indagati sono state contestate anche sanzioni per le infrazioni del codice della strada per 2.500 euro. Insulti sessisti, denigrazioni personali, tutto via social all'indirizzo di Danila Nobile, presidente della Società Idrica di Agrigento, Laica. A denunciarlo è stata la stessa professionista che con un video ha mostrato i post diffamatori annunciando azioni legali per il risarcimento del danno. Vasta operazione della Polizia di Stato ad Adrano. Nel catanese è stato trovato un arsenale composto da pistole, fucili a canne mozze, oltre 850 munizioni, tutti nascosti nelle abitazioni di 5 pregiudicati. Il servizio. Colpo alla criminalità di Adrano nel catanese, una vasta operazione di controllo del territorio condotta alla squadra mobile Etnea e dal commissariato locale ha portato alla luce un vero e proprio arsenale nascosto tra abitazioni civili, garage e fondi agricoli. 4 le persone arrestate, una quinta è stata denunciata. Trovate numerose pistole con matricola a brasa, fucili a canne mozze e oltre 850 cartucce di vario calibro. Alle ricerche hanno partecipato anche gli specialisti della polizia scientifica arrivati da Roma, le cui apparecchiature georadar sono capaci di scansionare muri e terreni alla ricerca di nascondigli sotterranei. In una prima fase, svolta all'alba, gli agenti sono diretti nelle abitazioni di 4 adraniti, 2 dei quali con precedenti specifici in materia di armi. In pieno centro storico, nella casa di un 37enne, sono state rinvenute pistole semiautomatiche cariche e un revolver in una cassapanca. Nel suo garage, oltre a centinaia di proiettili, gli agenti hanno sequestrato 2 auto con targhe contraffatte. Altre armi clandestine, tra cui fucili da caccia nascosti sotto i divani e caricatori pronti all'uso, sono stati recuperati in proprietà rurali. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto a esami balistici. L'obiettivo degli inquirenti è capire se queste armi siano state già utilizzate in recenti fatti di sangue o se facessero parte di una riserva strategica per i clan della zona. Incidente mortale a Catania, ha perso la vita una 47enne, Angela Cori, passeggera di una moto che è entrata in collisione in via Forcile con un Audi 80. Alla guida delle 2 ruote c'era il marito rimasto gravemente ferito. Inutili i tentativi di soccorso, la donna è morta sul colpo. E adesso Gela, ancora raid nel centro storico, colpita una trattoria con la tecnica della spaccata. Il servizio di GR Italia.
Continua senza sosta l'emergenza spaccata in città. Stanotte un nuovo colpo, l'ennesimo, 11 episodi in pochi mesi, 3 soltanto nelle ultime 24 ore. Nel mirino la trattoria San Giovanni, nel cuore del centro storico. Era circa l'1:30 quando un uomo con il volto nascosto da un cappuccio ha colpito, usando sempre lo stesso metodo, una pesante mazza per sfondare il vetro dell'ingresso laterale su via Bela. Pochi istanti per entrare, a raffare il cassetto della cassa, un tablet e persino il barattolo delle mance, bottino, oltre 3.000 euro, anche a causa degli acconti per le imminenti comunioni. Un'azione rapida, mirata, quasi chirurgica, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne che il malvivente ha anche tentato invano di manomettere. Immagini ora al vaglio della polizia, impegnata a ricostruire movimenti e possibili collegamenti. E non si tratta di un caso isolato, l'ombra è quella di un fenomeno strutturato con modalità ricorrenti e obiettivi precisi, colpire di notte approfittando della chiusura e della scarsa presenza in strada. Secondo la procura, dietro la sequenza di colpi potrebbe esserci una vera e propria organizzazione. Anche sulle spaccate ci stiamo lavorando. Sono soggetti che si stanno dedicando a questo particolare tipo di reati contro il patrimonio. Intanto, sempre nelle ultime ore, un altro tassello sul fronte della criminalità. I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno arrestato un 20enne pregiudicato ritenuto complice in un tentato omicidio avvenuto nell'agosto del 2025. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe avuto un ruolo chiave nell'agguato, attirare la vittima nel punto stabilito dove ad attenderla c'era il complice armato. 5 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata che hanno ferito gravemente un 42enne. Un'esecuzione pianificata nei dettagli che conferma, secondo gli inquirenti, la presenza di dinamiche criminali organizzate sul territorio. 2 filoni diversi ma un'unica preoccupazione, una città sotto pressione dove la notte diventa terreno fertile per chi agisce nell'ombra. Adesso la politica, oggi pomeriggio a Sala d'Ercole, all'inizio della seduta dell'Ars, i 3 nuovi assessori della Giunta Schifani hanno giurato, adesso dunque entrano ufficialmente nel pieno delle proprie funzioni. Il servizio di Simona Mazzone. Lo giuro. Lo giuro. Lo giuro. Hanno giurato all'inizio della seduta dell'Ars i 3 neoassessori regionali nominati da Schifani. Torna in giunta Nuccia Albano, che guiderà l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, uscita a novembre dello scorso anno con la DC in piena bufera giudiziaria. Dobbiamo darci una smossa tutti in quell'assessorato per poter recuperare questi 6 mesi, diciamo, non dico di stallo perché sicuramente i dipendenti, i funzionari avranno lavorato, però logicamente non avevano una guida politica. Entra in giunta anche Marcello Caruso, ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia, va a guidare al posto dell'uscente Daniela Faraoni l'assessorato alla sanità, la cui gestione è sicuramente tra le più complesse. Io credo che la sanità sia essenziale soprattutto nella determinazione della qualità della vita dei cittadini e credo che a questo dovremo rispondere e questo sarà sicuramente l'impegno che non farò mai venir meno. Elisa Ingala si occuperà invece di funzione pubblica e autonomie locali, assessorato del quale aveva delega lo stesso Schifani. Spero proprio di poter intanto dare un volano anche per l'occupazione, c'è il problema della stabilizzazione dei precari, quindi sicuramente questo sarà uno dei primi problemi da dover affrontare. Abbiamo anche questo disegno legge sulla dirigenza. Le reazioni da parte dell'opposizione si erano subito fatte sentire nonostante i duri attacchi di controcorrente, PD e Movimento 5 Stelle, per dirne alcuni. Anche per il rientro della DC in giunta, Schifani è andato avanti. Ed è scontro sul dissalatore di Porto Empedocle realizzato sulla spiaggia di Marinella. Il comitato Mare Nostrum ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'impianto, costato 30 milioni di euro, da mobile è diventato per decreto fisso e inamovibile. Gli ambientalisti contestano la scelta. Il servizio di Davide Sardo. Il caso del dissalatore di Porto Empedocle finisce sul tavolo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il comitato Mare Nostrum, insieme a WWF e Mare Amico, ha presentato un ricorso straordinario contro la dell'impianto. Doveva essere mobile, temporaneo, invece è diventato fisso, inamovibile, nell'ex area Enel a ridosso della spiaggia di Marinella. Una scelta contestata anche per il costo, 30 milioni di euro. Secondo il comitato esisteva un'alternativa nell'area industriale ritenuta più idonea e meno impattante sul turismo. Ci opponiamo soprattutto al decreto numero 42 successivo, di recente, di pochi mesi fa, in cui si stabiliva che il dissalatore mobile diventava fisso.
Questo noi non lo possiamo accettare, è un atto di prepotenza che scavalca le volontà locali di Porto Empedocle, che vorrebbe destinare quest'area, anzi che ha già deciso in base alle direttive di destinare quest'area allo sviluppo culturale e turistico, così come dovrebbe essere. Nel mirino anche le dichiarazioni contrastanti delle istituzioni. Nel luglio 2025 l'ingegnere Sansone aveva indicato un'altra destinazione. A febbraio il sindaco Martello ha parlato apertamente di essere stato ingannato. Dove poteva essere ripristinato laddove erano già presenti 2 dissalatori che erano stati dismessi nel corso degli anni. Questo soprattutto perché avrebbe ridotto notevolmente i costi di installazione. Ricordo anche che la produzione dell'acqua del dissalatore e la gestione viene pagata interamente dalla Regione per i prossimi 2 anni. Adesso sarà il Quirinale a valutare il ricorso, una vicenda che resta aperta tra ambiente, politica e sviluppo del territorio. Stop al decreto regionale che regolamenta i B&B e gli affitti brevi turistici in Sicilia. Il TAR ha annullato 12 dei 14 obblighi introdotti con il provvedimento di giugno dello scorso anno. Il servizio di Manlio Viola. No a letti ignifughi, televisori in camera, bagni separati per uomo, donne e disabili nelle parti comuni e stop anche all'obbligo di coinvolgere i condomini nelle autorizzazioni per gli affitti brevi. Il TAR di Palermo ha dato ragione all'associazione dei piccoli proprietari che affittano i propri immobili come case vacanza o appunto per scopi turistici. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la pretesa della Regione di imporre a questi piccoli imprenditori regole analoghe a quelle in vigore nel settore alberghiero. Stop quindi all'obbligo di dotare le strutture di letti e arredamento ignifugo, di arredare l'immobile con almeno un televisore da 32 pollici. La Regione inoltre non può pretendere di scegliere il nome della struttura in base a una terna proposta dall'imprenditore, così come non può entrare nei rapporti fra il proprietario e il condominio. Annullando 12 delle 14 regole dettate con decreto, di fatto il TAR rende inutile l'intero decreto di giugno scorso, nonostante le modifiche fatte ad agosto dalla Regione proprio per evitare queste impasse. Da Viano Tarbartolo però gettano acqua sul fuoco, le regole annullate non sono decisive e l'impianto del decreto resta in piedi, dicono dagli uffici. Era già in corso una ulteriore revisione. A breve sarà emanato un nuovo decreto che sostituisce quello cassato in vista dell'estate 2006. Le regole bocciate non ci saranno più in larga parte, altre invece saranno formulate in maniera diversa. La Sicilia non è una regione per mamme. Il nuovo rapporto di Save the Children fotografa un'Italia dove diventare madri è ancora una sfida tra lavoro, servizi carenti e rinunce. Le siciliane però restano le più penalizzate. Ci spiega perché questo servizio Eva Spampinato. Lo Stato ci invita a fare figli, però mancano poi le strutture, gli ingranaggi che ci permettono di farli e farli crescere. Mamme equilibriste, sempre sull'orlo del sottile filo che unisce lavoro e figli, vita privata e gestione familiare, costrette ad una corsa d'ostacoli tra rinunce, discriminazioni, pressioni psicologiche. Perché oggi più che mai la maternità in Italia resta uno dei principali fattori di disuguaglianza. Mia madre non lavora e sta molto più tempo con noi, e soprattutto con mia sorella più piccola. La Sicilia resta in fondo alla classifica delle regioni più amiche delle mamme. A dirlo è il nuovo rapporto Le Equilibriste di Save the Children realizzato con Istat. A confermarlo sono le donne. Lei personalmente, quando è diventata mamma, ha dovuto fare una scelta? Assolutamente sì, fare delle scelte professionali, quindi ridurre notevolmente il lavoro, autonomia rispetto a lavorare presso un altro studio perché non sarebbe stato più compatibile e chiedere, come dicevo, soprattutto l'aiuto dei nonni. Ma il dato che colpisce di più è nazionale. Lavora poco più della metà delle madri con figli piccoli e per la prima volta la situazione peggiora in tutte le regioni. Infatti ce ne accorgiamo che le famiglie che non possono contare sui nonni, in realtà poi salta fuori il problema che c'è la richiesta di un part-time o c'è chi è costretta anche ad abbandonare il lavoro. Le mamme quando delegano il nido, la ludoteca, i nonni, lo fanno quasi esclusivamente per motivi di lavoro, ma non lo fanno invece per dedicarsi a loro stesse. Quando io e mia sorella eravamo piccole, inizialmente lavorava, poi ha smesso e dopo, quando diventeremo un po' più grandi, vorrebbe cominciare a fare un lavoro più stabilizzato.
Abbiamo parlato di ostacoli nella carriera delle donne, ma poi ci sono gli ostacoli, quelli veri, quelli che si trovano per strada, e Catania certamente non è una città per pedoni e ciclisti. Vi mostriamo una serie assortita di pericoli dove i rischi maggiori si registrano sul disastrato lungomare, proprio a Catania. Il servizio di Tonino De Mana. Un percorso ad ostacoli. E che ostacoli? La mobilità sostenibile rimane solo nelle intenzioni, nei proclami e sulla carta, perché di fatto Catania è da sconsigliare a pedoni e ciclisti. Marciapiedi, trappola e insidie di ogni genere rappresentano un serio pericolo per chi si avventura a piedi, con pali della segnaletica disseminati ovunque. Una distrazione può essere fatale sul Corso dei Martiri, ma anche in Piazza Tricolore, dove questo cartello stradale, divelto dalla sede originaria, è adagiato in posizione obliqua sull'inferriata. Ma è sul lungomare, oggetto di riqualificazione ed in parte devastato dal ciclone Harry, che ogni tipo di sicurezza viene meno. Qui una passeggiata o una corsetta possono costare molto cari. La ringhiera arrugginita che vedete in un tratto non interdetto è a terra dal gennaio scorso, eppure nessuno se ne accorge. Ho 72 anni, posso anche avere una svista, ma capitare in una roba del genere rischierei di trangiarmi una gamba. Secondo lei è possibile che nessuno veda niente? Assolutamente no. Se il cittadino se ne accorge, se ne accorgerebbero anche le autorità. Sì, in effetti è molto rischioso. Preferisco passare un po' più distante. Se ne accorgono e li scansano gli ostacoli, per fortuna, questi due amanti dello sport, uno di corsa, l'altro in bici, con la pista ciclabile ristretta da questi blocchi di cemento bianco e rossi, eredità del ciclone Harry. Bisognerebbe togliere tutti questi ostacoli, sistemare le ringhiere. Ma qui non ci vorrebbe molto, basterebbe spostarli e liberare la sede della pista ciclabile. Ma perché non si fa? È quello che chiedo io al sindaco Tarantino, come mai? Non ci vuole niente, due operai vengono e le tolgono. Attraversare la strada è di per sé un pericolo, ma sul viale Africa si rischia di farsi male da soli, senza essere travolti dai mezzi in transito. Basta semplicemente mettere il piede nel posto sbagliato. Donare il midollo osseo può salvare una vita anche a migliaia di chilometri di distanza. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Giorgio, studente di Ragusa, che grazie a una rarissima compatibilità genetica ha dato una concreta speranza di vita a un bambino brasiliano di soli 2 anni affetto da leucemia. Ci racconta questa storia Veronica Barbarino. Donare è un atto d'amore che non conosce confini. È la storia di Giorgio, un giovane studente ragusano, di un bambino brasiliano di appena 2 anni affetto da leucemia e di una donazione salvavita di midollo osseo. Un gesto di solidarietà iniziato durante una donazione di sangue all'Avis, dove Giorgio scopre che iscrivendosi al registro donatori di midollo osseo avrebbe avuto la possibilità di salvare una vita grazie alle sue cellule staminali. È una procedura ormai che si fa tramite aferesi, ovvero una classica donazione di sangue, solo che al posto magari di durare 15 minuti dura molto di più, ma a livello fisico non crea nessun tipo di problema. L'unico dolore che si può provare sono letteralmente le braccia indolenzite e basta. Pochi mesi dopo la chiamata, una compatibilità genetica rarissima ma esistente, era possibile con un piccolo paziente brasiliano. E ho salvato una vita. Ho scoperto la mattina stessa che era questo ragazzino del Brasile. Poi per il resto però non ho mai conosciuto, mai incontrato questo bambino. Un gesto semplice ma dal valore immenso che oggi rappresenta una concreta speranza di vita. Ma come diventare donatori? Cerchiamo solo dei giovani che si vogliono iscrivere, dei giovani che hanno quella voglia di poter donare la vita ad un altro fratello genetico. Ci si iscrive tramite centro trasfusionale oppure tramite Avis. Si deve essere in ottima salute, 18-35 anni per iscriversi e di avere un peso minimo di 50 kg. Dopodiché ecco, potrebbe arrivare questa telefonata del centro trasfusionale che ti dice magari c'è questa persona, questo tuo fratello genetico che ha bisogno di te. Ognuno di noi quindi può diventare un giorno l'unica speranza per qualcun altro, anche dall'altra parte del mondo. Adesso vi raccontiamo una partita speciale, quella che si è giocata nel centro di prima accoglienza di Pian del Lago di Caltanissetta tra scout e migranti richiedenti protezione internazionale. In questo servizio di Rita Cinardi. Al centro di prima accoglienza di Pian del Lago per un pomeriggio il calcio è diventato molto più di un semplice gioco. In campo sono scesi i ragazzi della GESCE, un gruppo di migranti ospiti della struttura, protagonisti di una partita nata per abbattere le distanze e parlare un'unica lingua, quella dello sport e dell'inclusione. L'iniziativa promossa insieme alla prefettura di Caltanissetta ha trasformato il campo di calcio in un luogo di incontro, sorrisi e condivisione. Da una parte gli scout, dall'altra i ragazzi ospiti del centro, ma per tutta la durata della partita a prevalere sono stati soprattutto
soprattutto il rispetto reciproco, il fair play e la voglia di stare insieme. Lo sport cosa richiede? Rispetto delle regole e delle persone e anche sviluppare dei sentimenti, e quindi diciamo che è la via migliore per favorire l'inclusione, l'accoglienza, la solidarietà, anche perché accanto al rispetto delle regole e degli altri c'è anche la possibilità di avere delle soddisfazioni, di divertirsi e di gioire. L'iniziativa è nata direttamente dai giovani scout della Squadriglia Lupi, che hanno scelto di dedicare una delle loro attività al tema della fratellanza internazionale e dell'incontro con gli ospiti del centro, e così tra passaggi, sorrisi e applausi il calcio si è trasformato in un'occasione per conoscersi e condividere esperienze lontane ma unite dallo stesso spirito di squadra. Tutte le attività sono state proiettate nella direzione unica, che è appunto quella della fratellanza internazionale, per la quale il movimento si spende ormai da oltre un secolo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport, parliamo del Catania in ritiro a Veronello, dove domani testerà con l'Inter Under 23 le proprie ambizioni in vista dei play-off. Gli etnei per queste partite di spareggio si affideranno tra gli altri anche alla rinnovata centralità di Ciccerelli, il servizio di Marco Carli. Il pieno inserimento degli infortunati da ritrovare senza rischi, ma anche con ottimismo in chiave playoff, e poi concetti diversi in attacco per risultare più incisivi in zona gol. Sono i primi due obiettivi, oltre quelli scontati della concentrazione del lavoro, del ritiro che il Catania sta svolgendo a Veronello. A questo serve anche l'amichevole con l'Inter Under 23, che negli ultimi giorni ha affrontato anche una possibile avversaria del Catania, cioè il Ravenna. I nerazzurri, 12esimi nel girone A, hanno pareggiato 1-1 con i romagnoli che, da terzi classificati, entreranno nei playoff una settimana prima degli etnei, e che contro la squadra B dell'Inter sono andati in rete con Tengorang. Un test probante, come voleva Toscano, che magari servirà a capire come la squadra ha assimilato altre opzioni in attacco. Un attacco che ha segnato 54 gol in stagione regolare, 20 in meno del Benevento. Ecco perché è importante, come ha ribadito anche Toscano in conferenza, il ritorno di Forte e di Ciccerelli, quest'ultimo sempre più sul suo livello e probabilmente ancora più centrale nello sviluppo della manovra offensiva. Se poi Toscano riuscirà a far recitare contemporaneamente da protagonisti anche Bruzzaniti ed Ausilio, fra i più in forma del finale di stagione, il piano di risultare più incisivi in zona gol potrebbe diventare realtà, contando anche su Lunetta e Caturano. Per il resto, per dirla ancora come il tecnico, le sicurezze esistono e la squadra non le ha mai perse. Il dato della miglior difesa del girone, scalfito in parte dagli ultimi gol subiti, soprattutto al Massimino, è una di queste certezze. Ce le hanno anche altre squadre, come Brescia e Ascoli per esempio, ecco perché svoltare in attacco potrebbe fare ulteriormente la differenza. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Rientriamo in diretta per l'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro TG finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antena Sicilia ritornerà domani mattina, dunque non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi buon proseguimento di serata a tutti.